casa sarà un tema da analizzare con la vita familiare e la vita lavorativa. Papà, mi aiuteresti a fare i compiti? Riguardano la famiglia. No, ora non posso, è troppo importante. Mamma, Dimmi. mi aiuteresti a fare i compiti? Adesso non posso, sto lavando i piatti, altrimenti chi li lava? Samuele, mi aiuti a fare i compiti? Ma non vedi che sto giocando? Sono anche all'ultimo livello. Papà, mi aiuti a fare i compiti? Riguardano la famiglia. Adesso vado a chiamare la mamma e Samuele, arriviamo. Dai, andiamo in cucina. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un compito sulla famiglia. Ok, dai, cominciamo. Non vedo l'ora di dirlo a mio papà. Papà, ti devo dire una cosa bellissima. Dai, devo andare a lavorare, lo vedrò dopo. Mamma, Vittorio, venite a vedermi la partita. Intanto andate avanti, quando ho finito vi raggiungo. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Questo è l'ultimo rigore decisivo per la squadra luguniana. Papà, guarda che bel voto. Oh, fantastico. Questa sera, dopo la partita di Luca, andiamo a mangiare la pizza per festeggiare il tuo voto. Ciao, entrate pure, vi ho preparato la merenda. Ok, mamma. Mi raccomando, sparecchiate tutto, fate i compiti che io vado in ufficio. Ci vediamo questa sera. Sì, pronto, buongiorno. Parlate con la segreteria di Lugognana. Mi dica. Prego. Oh mio Dio! Mamma, che sporco, qua non hanno pulito proprio niente. Can't stop, 'cause we're so
possibile che la cena non sia ancora pronta? Wow, è tutto pulito. E che bel fiore. Ti aiuto io. Io taglio il pane. Grazie. Se la famiglia vuole conciliare, i genitori E i figli? devono collaborare.